Buonasera a tutti i telespettatori di Antena 3 Nord-Est, l'informazione da Padova e provincia. Il questore ha negato l'istanza di apertura di una nuova sala giochi all'Arcella, sala scommesse all'Arcella. Il provvedimento era stato chiesto dai residenti della zona con una raccolta di oltre 200 firme e allora sentiamo il primo servizio. Si costituiscono i comitati dei cittadini. Contro i furbetti il commissario straordinario Zaia ha sottoscritto un accordo con la Guardia di Finanza che controllerà come vengono usati i contributi e le agevolazioni. Dall'altra parte i cittadini si sono organizzati, riuniti in comitati, il primo è già sorto a Bovolenta e a breve arriveranno anche quelli di Casalserugo, di Ponte San Nicolò. Intanto sentiamo proprio il presidente di Bovolenta. E a proposito dell'acqua, delle minacce dell'acqua, 2 allagamenti in 8 mesi per danni per oltre 3 milioni di euro. Una zona a rischio idraulico, il bacino Forcellini, Canestrini e Crescini di Padova. Qui il comune vuole costruire altri 100 appartamenti, da Legambiente arriva un deciso stop. Sentiamo proprio Legambiente. Siglato un patto anti-evasione tra Comune di Padova e Agenzia delle Entrate. Per ogni evasione che il Comune contribuirà a scoprire avrà diritto a riscuotere una parte della somma incassata dal fisco. Sentiamo i dettagli di questa iniziativa. E proprio le escort sembrano essere diventate le nuove maîtresse del sesso anche italiano, capaci di mettere nei guai politici e non. La trasmissione X News condotta dal direttore Domenico Basso, la storia di una giovane escort padovana. Sentiamola. E intanto a Villafranca Padovana continua la guerra del sindaco Salvò per cercare di dare più sicurezza al suo territorio contro la costante presenza dei nomadi che sono appunto nelle aree di parcheggio della zona industriale. Sono comparse nuove sbarre. Vediamo di che cosa si tratta. La cronaca, ennesima spaccata ai danni di una farmacia. I ladri hanno sfondato la vetrata con un tombino di ghisa, fuggendo poi con 200 euro trovati all'interno del registratore di cassa. Ma ci sono altre notizie da Padova e provincia. E si conclude anche il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e naturalmente l'appuntamento è per domani. Arrivederci. Una protesta rumorosa ma pacifica, quella dei lavoratori agricoli e forestali, bandiere e slogan all'esterno della Fiera di Padova, tutti contro i tagli del bilancio con 1500 posti a rischio, tutte le immagini e anche le interviste. Il governo offre retromarcia e accorda ai sindaci virtuosi uno sconto sul patto di stabilità per l'Oreggia, comune capofila della protesta, significa un risparmio di 1.450.000 euro. I dettagli allora. Bene, adesso invece ci fermiamo, ma solo per qualche istante. La pubblicità è a tra poco in studio. Beh, tanti auguri anche da tutti noi, adesso invece le previsioni del tempo per domani. E difende l'ordinanza firmata per i locali di Via Bernina il sindaco Zanonato. Chiudere a luna di notte non è proibizionismo, spiega. Padova è una città che deve garantire tutti, sia i giovani ma anche i residenti della zona. Sentiamolo. Sale ancora il PM10 e continuano gli sforamenti al limite di legge. Lunedì riunione al tavolo zonale e provinciale per decidere le strategie dei comuni. Sentiamo di che cosa si tratta. Occhi puntati sull'Africa e sulla geografia delle povertà questa mattina nell'aula magna dell'Università di Padova, ospite d'eccezione. Albignasego punta sulla sicurezza e contro il fenomeno della prostituzione che arriva anche sulle sue strade e compra un'autocivetta. Le immagini. Dibattito sempre acceso sul restauro del parcheggio sotterraneo dell'ex Foro Borea del Prato della Valle. Legambiente, Italia Nostra e Amici del Piovego fanno ricorso al TAR contro la soprintendenza che di recente ha approvato il progetto. 6 mesi fa, ricordano, aveva dato parere contrario. Sentiamo. Venerdì prossimo sarà la giornata del risparmio energetico. Mi illumino di meno anche a Padova. Fioccano le iniziative per sensibilizzare i cittadini al buio per breve tempo, tutti i principali e monumenti. Sentiamo l'iniziativa, allora i dettagli. Il nostro TG finisce qui, non ci sono altre notizie, grazie per aver seguito fino a qui e naturalmente arrivederci a domani. La banda della Cetilene, stavolta il colpo riesce a saltare, questa volta è stato il bancomat la notte scorsa dell'Unicredit di Anguillara Veneta di Viale Chiesa, molto ingenti i danni, il bottino 7.000 euro circa. Ci sono indagini dei carabinieri della compagnia di Abano Terme, ma questa non è l'unica notizia, sentiamone altre di cronaca in breve. Inaugurazione ufficiale del parcheggio di Padova Centro, il multipiano da 780 posti auto atteso da 5 anni. Insomma, si tratta del primo passo verso una progressiva pedonalizzazione del centro storico, via libera dai commercianti ad una condizione: tutto il centro deve essere organizzato come un nuovo Liston. Abbiamo sentito le rappresentanze. Padova è la prima città del Veneto ad adottare un piano clima, significa che si è presa l'impegno con l'Unione Europea di ridurre smog ed effetto serra nel giro di 10 anni e tutti i padovani possono contribuire. I suggerimenti allora sentiamo da parte dell'assessore all'ambiente del Comune di Padova.
Ed è tutto anche per il nostro telegiornale, non ci sono altre notizie, vi auguro un buon sabato sera. Arrivederci.